Sa vida quadra, e questo è il titolo del romanzo scritto dal poeta e scrittore nuorese Giovanni Piga, un'opera edita da Papyrus che ha ricevuto il premio letterario Castedu de Savae. Il volume è stato presentato ieri nell'auditorium della Biblioteca Assata. All'incontro, coordinato da Tonino Cugusi, direttore della biblioteca, sono intervenuti l'autore Manuele Mureddu, Diego Corraina, Maria Antonietta Piga e Gianfranca Sellis hanno interpretato alcuni brani del libro. L'ispirazione è nata da un viaggio di cui parla il libro, un viaggio di speranza per l'operazione di un fratello del protagonista a Roma e poi tutto il viaggio, la permanenza, il periodo a Roma del protagonista, appunto Bartolu, e poi l'incontro, perché c'è tutta anche una storia d'amore, un amore mustrinco come si dice in sardo, un amore perché lui è sposato, anche se questa ragazza no, e quindi c'è tutta una trama anche in questo senso. L'operazione è molto difficile per quanto riguarda appunto il fratello del protagonista, si pensava che non ce la facesse, quindi il dolore interiore per questa operazione del fratello, ma più che altro suo dolore coro anche per quest'amore che lui ha scoperto, uscito quasi mai da Nuoro, dalle radici, da suo connoto, scoprire questa vita quadra in pratica. Però non vorrei andare oltre perché il finale spiega tutto, spiega le origini, i misteri di questa ragazza, spiega il perché non si può continuare, non si può inseguire questa vita quadra, quella vita che forse tutti noi desideriamo, questa vita senza preoccupazioni, senza tensioni, fuori dalla quotidianità, dentro una nuvola in sogno, mentre invece la vita reale sappiamo che è ben altra cosa, i valori, gli affetti della famiglia fittiana, della famiglia connota, della vita connota, questa vita cubana è una cosa che si desidera, però è difficile da tenerla o da realizzarla.